disponibili. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buon pomeriggio, a voi la linea. Grazie cara Sveva, un saluto anche a Simone, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, alle 14:41 minuti e 23 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. L'altra metà della radio, io Antonino Danna e lei è la padrona di casa Laura Ravetto. Buon pomeriggio Laura. Non la sento. Che è successo? Antonino, la richiamo subito. Sì, richiamala perché... Allora, nel frattempo vi dico che alle 14:42 in questo momento, che naturalmente cominciamo la nostra trasmissione e vi ricordo i soliti caveat, date il sangue in ospedale serve sempre. Saprete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo radiolibertà.net per seguirci. Sveva, avvisami quando Laura è Sì, dei io nostri. Io sono qua, Oh! io ti sentivo benissimo e dicevo pure che 41 minuti e 20 secondi sono colpa mia e mi scuso, non ma ti come puoi preoccupare. immaginare Antonino, qua è un via vai di dichiarazioni, felicitazioni, perché comunque è stato raggiunto un accordo storico e quindi mi scuso, ma eravamo tutti assediati dai giornalisti prima di entrare dall'aula. Laura, non ti devi preoccupare, cioè non è che eri a ballare, eri a fare il tuo lavoro, per cui figurati, c'è solo rispetto per chi lavora, appunto. Grazie. E poi non ti nego che si commentavano anche le regionali e quindi Ecco. naturalmente c'era anche discussione tra i colleghi, eccetera, ovviamente. Ecco, tu hai qualche commento sulle regionali o passiamo oltre? Ma guarda, in realtà io il commento che posso fare è che secondo me bisogna sempre tentare di costruire e anche di ricostruire. Cioè, la cosa, guarda, parlo veramente a titolo personale, la cosa che credo non giovi mai a nessuno è dividersi all'interno dei partiti. La Lega è un grande partito, è diventata la mia casa, io mi dispiaccio un po' quando vedo litigi interni. Secondo me bisogna essere sempre tutti a remare nella stessa direzione e certe volte quando non si fa è possibile che a livello poi di ricaduta sugli elettori si abbia un effetto. Cioè io porto la mia esperienza ormai purtroppo 17ennale e mi ricordo che il presidente Berlusconi mi diceva sempre l'unica cosa che non tollerano gli elettori sono i litigi all'interno dei partiti. Allora non ti nego che certe volte quando leggo qualche dichiarazione così un po' critica da esponenti di partito ci rimango male perché insomma quello non giova a nessuno, anche perché la Lega è un partito in realtà poi molto unito nelle sue decisioni e molto in sostegno del segretario Salvini. Quindi magari ogni tanto, sai, sarò più schietta, no? Le critiche a Vannacci, secondo me non hanno senso. Vannacci è una risorsa, la sintesi la fa sempre il segretario e probabilmente quelle critiche sui giornali spesso purtroppo hanno allontanato degli elettori e questo non va bene. Questo è chiaro, insomma c'è un dibattito, una dialettica, ma c'è anche modo e tempo per farla venire fuori. Su questo direi che siamo ampiamente d'accordo, cara Laura. Ma Del poi resto... soprattutto tutti hanno delle risorse, no? Tutti hanno Sì. un ruolo specifico. Io giustamente, per esempio, non credo di potermi permettere di contestare l'organizzazione territoriale quando viene fatta dai coordinatori, perché ormai da parecchi anni sono più un avvocato che viene utilizzato in aula e viene magari nella dialettica, nell'oratoria, nella costruzione legislativa e a livello di comunicazione televisiva, no? Mi aspetto che queste differenze vengano riconosciute poi a tutti i livelli, anche quando si fanno a livello nazionale. Ci sono i comunicatori, ci sono i gestori di territorio e tutti si aiutano.
non è che poiché ti mettono un comunicatore a gestire un territorio tu non lo aiuti, o non è che poiché tu hai un coordinatore che magari non è il tuo ideale di comunicazione non lo aiuti. Ecco, secondo me il bello della Lega è che ha tanti ruoli, tante risorse, bisognerebbe sempre essere molto uniti. Scusa, forse ho parlato fin troppo, però se mi chiedi, io la parola che direi dopo la Toscana è ricostruire. Laura, non è questione di scusarsi, è questione che parla una politica che ha esperienza del settore, mo ci vuole e di conseguenza sa quello che sta dicendo, perché alla fine un partito è fatto anche di disciplina, la famosa disciplina di partito, quindi Esatto, esatto, non posso esatto. che affidarmi al tuo giudizio, che è giudizio appunto frutto della tua esperienza in materia sul campo. Senti, prima di passare alla notizia del giorno, che è Turetta che ha rinunciato a qualunque appello, ha mandato una lettera ai giudici, ha detto io voglio scontare e pagare fino in fondo quello che ho fatto contro la povera Giulia Cecchettin. Vorrei un pensiero per i 3 carabinieri in quel di Casteldazzano che sono morti nell'esplosione di un casolare che è avvenuta all'alba di oggi, dove appunto 3 fratelli che vi risiedevano avevano saturato i locali col gas per evitare di essere sfrattati. Sono il luogotenente Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello, il brigadiere capo Valerio Dalprà, che assieme alle squadre speciali dell'Arma stavano intervenendo per sgomberare questo edificio, pignorato da anni e dal quale dovevano essere evacuati i 3. Ecco, io mi permetto di dire, di salutare questi 3 degni esponenti dell'Arma e abbracciare con loro tutti i carabinieri. Mo ci vuole fedeli, nei secoli fedeli, fedeli fino usi obbedir tacendo e tacendo morire. Sì, naturalmente il primo pensiero va alla famiglia di questi 3 Sì, carabinieri, naturalmente la vicinanza ai 3 carabinieri, poi le cose bisogna chiamarle col loro nome, non è stata un'esplosione, è stato un vile attentato, perché delle sì. persone che riempiono di gas un casolare dove sanno che stanno arrivando forze dell'ordine e si nascondono in cantina sono dei criminali attentatori. E io spero e mi auguro che la giustizia li tratti come tali. Che questa non è un'esplosione, ma non è per correggere te, perché ho già visto ricostruzioni giornalistiche, morti in un'esplosione, non sono morti in un attentato. Questo per me è un vero e proprio attentato, quindi io mi aspetto che giuridicamente venga riconosciuto come tale. E meglio ancora come reato di strage, visto che sono 3, per cui a maggior Assolutamente, ragione a maggior ragione queste assolutamente. sono cose che veramente fanno ripensare ai momenti peggiori degli anni '70. A me ha fatto venire in mente Peteano nel '72, per cui, quella famosa 500 lasciata imbottita di esplosivo in una strada della provincia di Udine, se non ricordo di Pordenone, e arrivò 'sta telefonata anonima: "Venite che c'è una 500 strana qua su 'sta strada di campagna", e saltarono in aria i carabinieri che erano andati a perquisire la macchina. Quindi a me queste cose non piacciono affatto, specialmente quando poi è un attacco del genere contro delle persone che in fondo sono state chiamate a fare il loro dovere e che non hanno colpa di quello sfratto, per cui per quale motivo ammazzare 3 carabinieri? Non capisco veramente la necessità di compiere gesti di questo genere. Dei Senti, criminali. io a questo punto passerei, dicevo, a questa notizia di stamattina e vado a recuperarla perché, tra l'altro è avvenuta, diciamo così, si è saputa verso l'ora di pranzo. Io adesso vedo di recuperarla, su ADN Cronos, ed è appunto la notizia che Turetta ha scritto ai magistrati, ha detto loro: "Guardate, io voglio essere voglio praticamente scontare tutta la mia pena e voglio pagare per quello che ho fatto contro la povera Giulia Cecchettin." Ha capito finalmente quello che ha fatto? Ma non lo so, io scusami, non riesco proprio a creare empatia con un simile mostro. Non riesco veramente a credere in questo. Io penso più sia una captatio benevolentie, ma non sono nessuno per giudicarlo, lo dico a titolo assolutamente personale.
posso fare un'osservazione politico-giuridica, cioè che mi aspetto che non sia necessario che lui lo dica, ma mi aspetto che siano i magistrati stessi che gli facciano scontare tutta la pena e che non vedano nessuna forma di attenuamento della pena, visto che purtroppo in altre sentenze abbiamo visto certe volte negare premeditazioni o azioni con crudeltà, poiché insomma c'era stata, diciamo, a mio avviso un po' troppa creatività da parte del giudice nell'interpretazione. Ecco, io mi aspetto che qua cioè questa sia una frase che non serve a niente, quasi una frase retorica da parte di Turetta, perché do per scontato che di fronte a una situazione come questa le pene siano esemplari da parte dei magistrati. Ecco, io ti leggo proprio il take del TG Come 24, è una lettera scritta a mano nella quale comunica la sua decisione di rinunciare all'appello dicendosi sinceramente pentito e cercando di dimostrare che non sta cercando sconti di pena. L'inizio del processo di secondo grado era previsto per il 14 novembre. I suoi legali avevano impugnato la sentenza di primo grado contestando il fatto della premeditazione. Turetta, avevano detto i suoi avvocati, non avrebbe progettato l'omicidio ma avrebbe agito d'impeto. I giudici della Corte d'Assise che l'ha condannato hanno invece affermato che il delitto venne preparato con cura e che Turetta scrisse anche una lista delle cose da fare in vista dell'omicidio. Era stata invece Esatto. esclusa l'aggravante della crudeltà. Sì, allora dai, io non ce la faccio a essere empatica, io la vedo più come una non impugno perché se no mi becco anche l'aggravante della crudeltà, perché mi sembra evidente che impugnare per la premeditazione era ridicolo. C'era la lista, adesso non mi ricordo se addirittura avesse acquistato alcuni prodotti prima, c'erano mi pare le ricerche Sì. in rete, cioè qualunque avvocato difensore sa benissimo che in quel caso la premeditazione era ipsa. Quindi mi viene più il dubbio, poiché e non a caso prima facevo riferimento alla creatività dei magistrati sull'aggravante della crudeltà, mi viene invece il dubbio che si sia compreso che, perché mi pare ci fu anche indignazione sull'esclusione dell'aggravante della crudeltà, mi pare fu la sentenza dell'inesperienza, se non sbaglio, no? In cui si diceva Sì. non è aggravante di crudeltà, ma è l'inesperienza che non l'ha fatto colpire a colpo sicuro, se non sbaglio, adesso poi non mi ricordo Sì. tutte le sentenze a memoria, ma mi pare sia quella. Allora mi ricordo benissimo che ci fu un'indicazione collettiva, secondo me giustificatissima, anche da parte della sottoscritta, che diceva ma di che cosa stiamo parlando, no? Cioè doveva far pratica prima? Quindi secondo me è più possibile che abbiano intuito insieme ai legali che si sarebbe beccato pure l'aggravante della crudeltà e che quindi gli convenga tenere ferma questa sentenza. Però ripeto, è una opinione personale, io non riesco a provare nessun minimo di empatia con questo soggetto, quindi può darsi che io sia in malafede, però ecco, mi sento molto andreottiana in questo caso a dire che a pensar male si pensa giusto. E credo che non ci sia molto altro da aggiungere, insomma, più che altro che sconti la pena che gli è stata data, anche se sappiamo che Esatto. esiste tutta una premialità che poi si suffraga in buona condotta, non sono 12 mesi ma sono 9, c'è la liberazione Esatto. anticipata, eccetera, eccetera, eccetera. Laura, noi ci avviciniamo alla conclusione di questo nostro spazio con Io una mi scuso, è notizia. stato piccolo, ma ci tenevo a farlo perché ci tenevo comunque a salutare i nostri ascoltatori, non abbiamo lasciato spazio per colpa mia per le telefonate, però come dicevi tu stavo lavorando, sono cose che succedono, sono giorni particolari, parlando di pari opportunità credo che saremmo stati tutti molto orgogliosi nel vedere il governo italiano in prima linea per la pace, Sì, vedere la premier Meloni che era anche unica donna in questo consesso, però diciamo anche la verità, la Lega di Matteo Salvini è stato il primo partito tra tutti, anche tra gli alleati, a credere nel presidente Trump, perché a sinistra addirittura cercavano di ridicolizzarlo. Noi siamo stati i primi a dire che dire Trump significava dire la parola pace. E io mi ricordo, lo disse il segretario, al segretario nessuno diceva niente televisivamente, ovviamente perché è il segretario, ma io quando ripetevo le parole del segretario c'era sempre qualche simpatico ometto di sinistra che faceva il sorrisetto. Ora quei sorrisetti dalla loro faccia sono spariti, perché tra l'altro non ce la fanno neanche a gioire veramente, lo fanno di facciata per questa pace proprio perché l'ha realizzata Trump. sì, appunto. Posso dire una cosa? Io stamattina ho trovato un gesto di sacrosanta indignazione, quello dell'avvocatessa Bernardini De Pace, che ha mandato una Sulla lettera a Sala flotilla, dicendo: sì, se date l'Ambrogino d'oro alla flottiglia, io io vi rinuncio vengo a al mio. restituire il mio".
Sono d'accordo perché, come ha detto Matteo Salvini, questa pace non è stata perseguita con le iniziative delle barche come la flottiglia, anzi io mi spingo a dirti oltre. Io penso che queste iniziative, e sono certa che ci siano persone che ci hanno creduto davvero e non voglio criminalizzare tutti, ma non solo non hanno aggiunto, ma probabilmente hanno anche messo a rischio un percorso che aveva una trattativa avviata. L'abbiamo visto ieri chi sono stati i protagonisti, non si può pensare che quei protagonisti si siano tutti incontrati dopo l'arrivo della flottiglia, no? È chiaro che lì si lavorava anche a livello di Turchia, tramite Erdogan, da mesi, e tutte queste iniziative, come l'iniziativa assurda di Macron di riconoscere lo Stato di Palestina quando ancora il capo in Palestina era Hamas, sono state iniziative che a mio avviso anzi hanno messo a rischio questo percorso. Quindi onestamente sono d'accordo con la Bernardini De Pace, perderebbe significato come premio, quindi sì, è un bel gesto dire allora io non ne riconosco più il valore e lo restituisco. Appunto, anche perché, ripeto, Milano deve essere illustrata da altre cose, da altre attività che vengono svolte molto spesso nel silenzio e senza molto clamore, per cercare di rendere questa città ancora una città del bene, come veniva chiamata una volta, la famosa Milan Cœur in Man, che esiste ancora per fortuna. Questo io lo posso dire con coscienza, per cui a maggior ragione forse dovremmo occuparci di questo. Un'ultima cosa, dal Sole 24 Ore, 13 di ottobre, cioè ieri, è stata la giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, promossa dalle principali associazioni di volontariato in campo senologico per informare e sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni su una patologia che colpisce ogni anno 52.000 donne in Italia. Ecco, noi dobbiamo ridurre questo 7% di donne metastatiche alla diagnosi, quindi a maggior ragione informazione e prevenzione, Giusto. se mi posso Bella permettere. iniziativa. Bella iniziativa, giusto, facciamola anche in radio, facciamola sempre. Questa è una malattia terribile che però oggi si sconfigge e quindi la prevenzione in questo caso è sempre importante, ma in questo caso è determinante. Quindi assolutamente benissimo parlarne anche in radio. Grazie. Grazie a te. Allora, cara Laura, noi ci ritroviamo il 21 di ottobre sulle magiche onde Puntuali, di Radio Libertà. lo giuro, puntuali. Fammi dare un ringraziamento a Sveva che si becca le mie sfuriate. Sono qua, sono davanti alle telecamere, arrivo, torno. Grazie Sveva, è un lavoro difficile, lo apprezzo. Grazie a te, non ti preoccupare, insomma, questo è il bello della diretta, diceva Gianni Minà, quindi figurati. Dare un album di Ivan Graziani, Viaggi e intemperie, per cui succede, non ti preoccupare. Perfetto, a martedì. Noi ci salutiamo con Antonello Venditti, Ricordati di me del 1988. Grazie a tutti, a più tardi con Zoom dopo le 18:05 trattabili. Ciao. Ciao. Avete ascoltato l'altra metà della radio. Ricordati di me, questa sera che non hai da fare e tutta la città è allagata da questo temporale e non c'è sesso e non c'è amore né tenerezza nel tuo cuore. Capita anche a te di pensare che al di là del mare vive una città dove gli uomini sanno già volare e non c'è sesso senza amore, nessun inganno, nessun dolore. E vola l'anima leggera, sarà quel che sarà, questa vita
c'è solo un'autostrada che mi porterà alla fine di questa giornata, e sono niente senza amore. Se tu rimpianto è il mio dolore, che come il tempo mi consuma.